capisci da quanto dura? Cata? Dove sei stato? Cioè, se andiamo a vedere il cellulare di ognuno di noi che ha una relazione, cosa troviamo? Potremmo trovare tantissime cose, potremmo trovare il desiderio di nuove conoscenze, potremmo trovare la sperimentazione di alcune chat, potremmo trovare anche semplicemente delle amicizie. Quindi voi mi state dicendo che nessuno di noi ha segreti? Si festeggia San Valentino e l'Ordine degli Psicologi si interroga sull'amore in rete. Amare da morire o morire d'amore, questo il titolo del convegno, un tema difficile, doloroso, affrontato all'Altar Galileo a Padova. La partecipazione di esperti provenienti da diverse parti d'Italia. Con il cellulare in mano ci si sente protetti, più disinibiti. Alla lunga si rivela un'illusione. Noi tendiamo a idealizzare l'altro, ovviamente attraverso il mezzo online il processo di idealizzazione assume un po' delle forme particolarmente evidenti. Quando noi creiamo un avatar, semplicemente il nostro profilo, tendiamo a enfatizzare maggiormente i nostri lati positivi piuttosto che quelli negativi, così come quando